Se avevo la figlia con me, non sarei stato molto tranquillo, eh. Villa Bellini, che purtroppo prima una villa bellissima aperta fino a mezzanotte, ora chiude alle 8 per motivi di sicurezza. È cambiata, è stravolta la sicurezza. Io ai miei tempi, io da ragazzino camminavo per strada regolarmente. Si dice che le cose marce contagino chi gli sta accanto. Violenze, aggressioni, spesso a mano armate, di cui coloro che dovrebbero guidarci in futuro si rendono protagonisti, rappresentano un teatro che va in scena fin troppo spesso. Parliamo di persone che non hanno una luce di speranza, una guida, giovani senza gli strumenti per comprendere le loro azioni, ma che conducono comunque a quell'amaro epilogo, il dolore. Il dolore di chi si sente inadeguato, di una famiglia che non vorrebbe mai leggere in prima pagina il proprio figlio accoltellato per una felpa, per 50 euro, per un like su Instagram, che ingabbia nella schiavitù dell'accettazione, soggiogati a tal punto da arrivare all'inverosimile. Ma di chi è davvero la colpa, se di colpa possiamo parlare? Ci troviamo in centro a Catania e i cittadini ci hanno risposto così. Ci sono sicuramente delle concause. Molti danno la colpa alle istituzioni. Io in realtà mi sento di partire un po' da prima delle istituzioni, già dalle scuole. A volte anche se c'è un'educazione di base forte, comunque poi a volte crescendo, molte ragazzi, ragazze, persone si perdono. Ma la paura comunque regna sovrana. La situazione soprattutto non solo a Catania, ma anche in Sicilia in generale, non è una situazione molto sicura. Non è che siamo così sicuri di lasciare come 10-20 anni fa i bambini giocare per la strada. Non mi permettevo mai di fare il maleducato con una persona più anziana di me. Adesso qui siamo a, diciamo, a un tipo di inferno. C'è. Vivo un po' questa cosa della tensione quando cammino per strada, non tanto per Catania, perché è un problema che purtroppo c'è in tutta la Sicilia, però nelle grandi città è più facile che capiti qualcosa, e quindi è una cosa che sento molto, un po' la paura di camminare per strada da sola, soprattutto la sera, di notte, con le chiavi strette in pugno, con la borsa stretta. Io non sono di qua, sono da Malta, ma vengo a Catania da 30-40 anni anche. E la situazione non è che è di Catania soltanto, ma è qualcosa globale. Con tutto che le scuole cercano di contrastare queste situazioni, ancora a mio parere non abbiamo fatto tanto, o meglio non abbiamo fatto tutto. Basti pensare qualche mese fa al ragazzo che è stato aggredito proprio qui, o la ragazza aggredita alla Villa Bellini, che purtroppo prima una villa bellissima aperta fino a mezzanotte, ora chiude alle 8 per motivi di sicurezza, ed è triste pensare che in una città bella come Catania, ma anche comunque in tutta la Sicilia, capitano queste cose spiacevoli. Il posto è un po' scuro, ho fatto un'oretta di camminare. Se avevo la figlia con me, non sarei stato molto tranquillo, eh. Dovremmo ancora di più puntare sui giovani, sui giovanissimi che sono il futuro. I giovani ci stanno chiedendo aiuto nel modo più sbagliato e lacerante possibile. Continuare a definirli marci è forse la scusa più adatta per non dovercene prendere cura. Quell'indignazione da tastiera che fa comodo non riempie il posto vacante di una presenza che evidentemente oggi manca. Voltare lo sguardo non è la soluzione, e finché non decideremo di sporcarci le mani per coltivare, il raccolto non potrà che essere questo.